Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. Nelle comunità sarde i ritmi della vita erano scanditi, oltre che dall'incessante incedere delle stagioni, anche dalla ciclicità del lavoro. Per il contadino, il tempo della preparazione dei campi lasciava presto il passo a quelli della semina e del raccolto. Per i pastori, invece, erano le esigenze del gregge a scandire le fasi da seguire. Questi esseri viventi, ciascuna specie con le proprie peculiarità, hanno costante bisogno di assistenza e cura da parte del loro padrone, si voglia per essere nutriti, portati al pascolo o per favorirne la riproduzione. Uno dei momenti maggiormente attesi durante l'anno solare era certamente quello della tosatura degli ovini, dove il pastore provvedeva a sfoltire la fitta peluria dell'animale, sia per prepararli a superare agevolmente la calura estiva, sia per ricavare da essa la lana, una fibra preziosa alla base di molte lavorazioni tessili. Difficilmente un pastore riusciva a tosare in solitaria il proprio gregge, perché questa attività avrebbe richiesto un impiego di tempo decisamente lungo, non compatibile con le molte incombenze da portare a termine quotidianamente. Per questo motivo i pastori sardi, secondo l'antico insegnamento del Sagiudu Torrau, il fare un favore per riceverne un altro in cambio, chiamava a raccolta altri pastori per farsi aiutare in questa antica pratica. È ancora oggi buona tradizione quella di ritrovarsi dal mattino presto all'ovile designato per dedicare buona parte della giornata, a seconda delle dimensioni del gregge, alla tosatura delle pecore. In questo tempo di fatica e di allegria i pastori intonavano i canti della tradizione per passare il tempo e, goliardicamente, facevano a gara a chi riusciva a tosare il maggior numero di capi. Buona prassi era quella che il pastore che veniva aiutato offrisse il pranzo ai suoi aiutanti, mettendo a disposizione sia i prodotti della propria produzione, soprattutto formaggio e latte, che cuocendo un capo di bestiame per ringraziare gli amici per il supporto fornito. Terminata la tosatura, il pastore rivendeva la lana grezza che sarebbe stata successivamente affinata per essere utilizzata per la produzione tessile. Sagiudu Torrau, presente ancora oggi e mai perduto con il passare del tempo, permetteva ai pastori di guadagnarsi il mutuo lavoro degli amici senza dover essere costretti ad avvalersi dei lavoratori a giornata per svolgere la mansione, risparmiando così quei pochi denari che i pastori tenevano con sé. Il prezzo, simbolico, da pagare era quello di avere l'obbligo morale di aiutare ciascuno di coloro che avevano prestato il proprio tempo per provvedere questa esigenza primaria del gregge, trasformando la durezza del lavoro in un lungo momento di convivialità a cavallo dei mesi tra maggio e giugno. Sa festa de sa dundidura. Custa est sa festa de sa dundidura, de ogni uomini, servitori e pastori, può mostrare sa propria bravura. Un'occasione in bidda vos vai onori. Su chicchino già conca in terra, cominciando a tundi brevesi, si incarrero vari d'una lotta in guerra, po gusta animali a capiao a pesi. Tutti gli altri stundidorisi, ognuno vestito de velluto e a gamballisi, prontos a fare bella figura in comune, un strangioso, amicoso e familiarisi. Ororo sa gente a lutta e sti castiendi, commenti si imperanta e sferros a cuzzusu, funta ribendi e a calincuno andendi, china lichiriu, atrusu ancora bruttusu. E sti pronto su murzu, con sa cosa de da stai, caso frisco, vino nieddu e pani callenti, posto nei mesasa, e tutto si impari a papai, avvettendo sovrangiu alligramenti. De bida ci funti vurusu is artizanosu, chi portanta ogni razza de beni de Deus, omminisi chi traballanta meda con i manosu, perda, ferru e linna, o gusto ringrazioso. Ma già si intendi di frago de vezza rustia, cotta in terra con sabraci de su fuoco, o con bidaia prandi, questa cosa saporita a pastorisi, messaiusu e genti de questo luogo. Su chicchino sballauma de buon umori, sega da sapezza de brevei con sa resoia, a tutto su dona tavane e caso de vastori, o su pregio de sa gente allegra e gioiosa. E poi accabai di scrocoria pintadasa, passanta su binu de mano in mano, da stende buffendi vinza sa fai cantadasa, con s'augurio de si torrai a virisanusu. In
Muita bello intendo a poesia suve sa festa de sa dondidura. Nosu sardos uduscideusu seus meda affezionaus ai breveisi, poita andidene meda e poita si donta medas cosas aboasa. De su latti, su gasu chi si va libantu meda in su mundu, sa lana e contami poita si variada e si vaida ancora oi sa festa de sa dondidura. Sa dondidura è sempre stata e ancora occasione per fare festa. Poi quando uno anda a tondi su dallo dei provesi, che questo sa dondidura anda fatta a fine del mese di aprile e massimo a metà del mese di maggio, quindi in 15 massimo 20 disi. E i pastori si aiutano a devare vari, mentre si aiutano a torrao. E una volta venuto dei tondi uno dallo si vede insaccata sallana, che poi ogni pastore ha da vendi, e poi si va a usare tutto su i pastori che hanno aiutato s'amico a tondi su dallo cosa sua, in carriera a papai, mancai un arrogo di pezza arrostia, o vai a ridare, o festeggiare, bioniedo, e da cabba a mancare con callincuna cantata, o mutetto sardoso, chi vuole sempre allegria, non fate per i pastori. E dunque sa contenta sa gente che inda approfittata per vai festa e contenta si prevesi pure però. Certo, i brevi pure punti contenta, se poi un volta che i provesi punti tundias, punti pure preciatas e levias de sallana che indiranti bogao. E moi che de sallana si gozano da sa basca de sa cabo de berano de s'incarrero de s'estate e sa tongio puro. Ma i pastori pure punti pure contentos e preciaus, poi che bennendo sallana dei provesi tundias si fanti un vago de dinai che ti aiuta a tirare in antesi sa famiglia e sa azienda cosa solo, insomma. Però, boga minda curiosità di povregeri, ma questo zio Chicchino chi esti? Su Chicchino può intessi tutti i pastori, che si serve Chicchino, che si serve di Francescheddo, o Pinedo, o Villimeddo. Su Chicchino è sto pastori, come tant'altro, che non menao in sa festa della tondidura, ma vuoi essi che all'incuno o tutti che si nervi di Chicchino dei nomini. Biugasi scritto bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editore in sul 2019, e gisi che anche bello dicio che grazie di bei con questa poesia. E dice che poi grazie bene a sua stata unditura, ma non scetti, poi adesso i spallerisi si bantano sono con s'altro. Ma in festa sa dessa dondidura, tento occasioni pure si bantai però. E infatti, in mezzo occasione, ma la vostra festa è stata unditura, forse si davanti di bruso. Questo è un dicio un pochino curioso. Pensa quando si tornano i provesi, insomma, i spalleri si sfruttano di vari. Bantendosi da che appunto più bravo, sopra l'estero, che fa in testa faina, bruso un prezzi de quanto e quindi diventa già a gara a chi di tundi de bruso de provesi. Ma questa balleria esti simpruso dei portas esti fatta a arrivo, si sfrutti de vari, non certo può fare all'estero pure de quanto. E di aici i pastori si agattano sempre che anche occasione si spassiai. E narami quanto dicio a sube brevesi e sa dondidura. Quanto dico che nosu naraus in mezza parte della Sardegna esti gusto. Sabrovei tenidi, solo a sotto dessa goa. Ma su chi besi di asutta e sagoa mi pare che hanno te i colori de oro. E manco profumo de dinai. Com'è questa cosa? Certo, fai da rima ai propri aici. Sabrovei, ad esempio, donava vivi in mezza famiglia, sia da posollati, sia da o bendi o fai su caso. Sia da quando benni ti sallana e quando fai ti San Gioneddo. Ma si nara da capotta d'oro a sutta dessa coa, poi da quando il sudallo dei provei anda da pasci, e scusai ma è caganta esterneso, questo appostisi diventa da la dameni buono, anche poi che prima non ci india da dei concimis. Ecco poi che soro dessa provei, in questo caso cagando in sosato, fa dia dalla dameni, che si riviera poi in coltivazione si fa diventa dopo i messaggio. A comprendere gustus pastorisi, ci arrennescinte a fai tesoro vinzasa desso chi essi de asutta e sagoa. Troppo bello gusto dicio, naramindu antru. Quanto pensando ai provesi e pensando a Sallana, poi adesso il decide sia custo. Ognuno si grammina da Sallana sua. Eh sì, ognuno si grammina da sallana sua e non fetti voi brevesi. E tenis a ragione, questo dice che pure non mena da Sallana, che ognuno deve camminare in nome suo, o li pure fai comprendi che ognuno pensa e fa di ogni cosa che ti possa tornare bene in salute, in traballo, o in ricchezza o in dinai. A prescindere dai brevesi o dell'ana, e come tennai, ognuno pensa ai suoi tutto.
poiché assomeni buona natura è egoista e quindi ognuno si gramina da salana sua su dicio l'inauro più gusto. Però visi, i sardos funti bravus a se graminai ognuno sallana sua, ma a s'aggiudai de vari sicuro. E dunque a nosu seus orgogliosos de graminai questa lana e de s'aggiudai de vari. E sei orgoglioso pure dei pastori sardos che funti s'orgoglio della Sardegna, de sempre che è sempre stata l'economia che attirava innanzi tutta la famiglia della Sardegna. Si dovrà intendere un saluto a tutti. Deo volla, da sta prossima!